Mai mi verrebbe in mente di sedare o inibire i sogni di un giovane, i sogni di chi vuole costruire, di chi ce la vuole fare, di chi vuole impegnarsi, si impegna per arrivare. Però bisogna anche essere coerenti e uno se le deve dire le cose. E allora, se tu hai un sogno, hai un desiderio, deve avere un senso, tutto deve avere un senso, ma devi sapere che ha anche un prezzo, perché nulla di importante è facile. E allora magari ti trovi a mezzanotte in ufficio, è mezz'ora che ti fatichi, è mezz'ora che ti crei la tua solitudine, hai bisogno di silenzio, hai bisogno di sentire canzoni semplici o più strutturate, hai bisogno di non avere doveri, hai bisogno di far abbassare la temperatura, hai bisogno di riflettere e considerare i rischi, le responsabilità, perché non è un gioco, tutto ha un prezzo, tutto ha il suo prezzo, tutto, e allora lo devi sapere, tu che hai sogni e desideri, tu che sei un ragazzo fortunato perché hai il check ok, io ti dico fatti il culo, impegnati, sii coerente, corretto e credibile, ma sappi che tutto ha un prezzo. E allora ogni tanto la sera ti trovi con il cervello che non si ferma, perché lavorare, fare il salto della guaglia, avere il rischio di impresa, significa considerare la propria capacità di gestione dello stress, significa avere la responsabilità di più persone, di famiglie con le quali prendi un impegno e con le quali lo devi mantenere se sei una persona per bene, perché la vita non è un gioco, la vita è una, è stupenda, unica e meravigliosa. E allora se vuoi raggiungere il tuo successo personale, le tue ambizioni, come è bello e giusto che sia, non essere superficiale e snorkelista, sappi che la vita è one, è straordinaria e le cose si possono fare, ma metti in preventivo un prezzo, che si chiami mancanza di sonno a volte, paura altre, euforia e gioia e 10 metri sopra il cielo, e poi devi mettere in preventivo le lettere dell'Agenzia delle Entrate, che 8 su 10 sono sbagliate, non esistono e sono farlocche, ma l'ansia che ti hanno generato in quel momento nessuno te la leva. E poi sono gli stipendi che devi pagare prima di prendere i soldi tua, e poi le banche che non sempre sono generose e ti dicono di sì o di no nei tempi in cui ti aspetti. E allora fallo, cerca il tuo successo, ma sappi che è un gioco per uomini duri, che è un gioco per persone vere, che è un qualcosa che non te lo regala nessuno. E se pensi che agli insuccessi qualcuno deve mettere la toppa e non è colpa tua, che hai successi, alzi la coppa, non hai capito una ceppa di cazzo. Io ti dico, persegui i tuoi sogni, ma metti in preventivo le tue capacità, sii sincero e severo con te stesso. Tutto ha un prezzo. Il successo, l'asticella alta, ha un prezzo. Il prodotto italico ha un prezzo. In fattore proprio economico, in fattore di visibilità e invidia raggiunta, raccolta e calamitata. Però le cose belle sono belle. La gnocca bella dà fastidio, mette pace a te, ma mette anche tanto astio ad altri. E allora devi sapere che devi essere in grado di gestire tutto questo. Ne vale la pena, secondo me. E ogni tanto ti richiuderai nel tuo ufficio a cercare un'ora per non fare niente, per far defaticare, per far abbassare la temperatura, per fare il saldo e il punto della situazione, del rischio di impresa che ti sei preso, che vale la pena correre, che vale la pena vivere, che ti dà un'adrenalina e una sensazione di euforia e di superio che poche altre cose ti consentono, che ti fanno sentire il musicista di livello, ma ci sono i momenti in cui l'ansia ti mangia il cervello, in cui i dipendenti non capiscono quello che stai facendo per loro e snazzicano. Devi saper gestire tutto, ne vale la pena, io te lo consiglio, ma essi bravo, non essere come il frustration quasi pensaci bene e poi agisci, pensaci bene perché finché te stai fermo ti puoi muovere in tutte le direzioni, non avere fretta e osa quando è il momento giusto, non quando te lo dicono gli altri. Bella per te, prodotti italico di livello, se può fare, ma tutto ha un prezzo. Io ti dico, fallo, sii corretto, coerente e credibile.
e non ti ferma nessuno. Prodotto italico, bella per te. Secondo te sto male? Mezzanotte e 35, è arrivato il momento di andare. Tra poche ore si riattacca. Viva la life!